C'è forte preoccupazione delle imprese cooperative regionali per l'incremento dei costi energetici. L'allarme viene dal presidente di Confcooperative Friuli Venezia Giulia e portavoce dell'Alleanza regionale delle cooperative italiane, Daniele Castagnavitz. Gli aumenti vanno da 2 a 4-5 volte i costi abituali, a seconda del settore, con punte del più 346% per la bolletta del gas segnalata da alcuni nidi di infanzia, del più 137% per la bolletta luce delle cooperative della pesca, mentre in alcuni settori dell'agroalimentare gli aumenti arrivano anche a 4-5 volte i costi normali, con le situazioni più serie che si riscontrano per l'ortofrutta e il vitivinicolo e per il comparto cerealicolo. Passando al turismo, per l'inverno preoccupa anche il costo di riscaldamento di strutture ricettive quali gli alberghi diffusi. È estremamente importante supportare le imprese negli investimenti per il contenimento del consumo energetico o per l'autoproduzione, attraverso fotovoltaico o impianti a biomasse, anche semplificando l'iter autorizzatorio, sottolinea il segretario generale di Confcooperative Friuli Venezia Giulia Nicola Gallois. Anche negli appalti pubblici, sottolinea Confcooperative, è necessario un ragionamento. Gli incrementi dei costi energetici non erano prevedibili al momento della formulazione delle offerte e di questo è necessario tenere conto.